Due piccole grandi rivoluzioni sono pronte al via, presumibilmente col voto del Consiglio Comunale entro la fine del 2019. Cafarsetti riscrive in un colpo i regolamenti di edilizia e di igiene. Quello dell'edilizia, sottolinea l'assessore De Martin, riscritto di sana pianta, al termine di un percorso in cui sono stati coinvolti ordini professionali, attività commerciali, gestori di telefonia mobile, più in generale tutti i portatori di interesse di un ambito che mai, come nel caso del Comune di Venezia, si presenta complesso e variegato, dalla laguna alla terraferma fino alle zone industriali, con due parole d'ordine: semplificazione e ambiente. Favorire gli immobili in classe A, favorire l'inserimento degli impianti già per l'alimentazione delle auto in tutti i fabbricati residenziali, compresi quelli direzionali, quello di favorire un recupero delle facciate dei fabbricati, eliminare dove possibile le auto in strada, quindi favorire il parcheggio dei propri mezzi all'interno dei propri scoperti, quindi di andare in deroga rispetto ai 5 metri di arretramento dalla strada e quindi togliere più auto possibile e lasciarle alle biciclette, lasciarle ai pedoni. Il regolamento dell'igiene a Venezia risale addirittura al 1940, nato quindi in un contesto che oggi non esiste più. La prima operazione anche qui è stata la semplificazione. Da 63 si passa a 28 articoli. Noi vogliamo evitare che ovviamente in tutti questi anni si è visto di tutto a Venezia, d'accordo? Da cucine senza canna fumaria a mini cucine inadeguate. Questo riporta un po' di ordine in collaborazione anche col nuovo regolamento edilizio. Introduciamo alcuni obblighi. Ai sensi dell'articolo 5 l'obbligo che un'area di cottura deve avere almeno 25 metri, l'obbligo delle canne fumarie e per esempio ai sensi dell'articolo 16 di questo regolamento l'obbligo della biodegradabilità su tutta, cioè che sembra una cosa, l'uso della plastica, cioè avremo una città totalmente free dalla plastica. Una novità importante riguarda poi un'attività che si sta diffondendo a macchia d'olio, i bed and breakfast. Abbiamo messo un tassello molto importante che tutte le nuove strutture proprio date alle nuove locazioni turistiche dovranno adeguarsi anche con la fossa settica, fatto salvo alle attività che sono già in essere. Un intervento questo che a Venezia si potrebbe presentare di una complessità e di un'onerosità tale da far desistere chi lo aveva in mente.